80 anni oggi per non dimenticare ciò che fu l'occupazione nazifascista, la guerra. Anche ad Agrigento, a Villa Bonfiglio, si vuole ricordare, come in tutta Italia, in un momento di sobrietà, l'evento. Sì, lo ricordiamo, come ha ben sottolineato, proprio ad Agrigento, la città di Agrigento che merita questo momento non solo per il 25 aprile, ma nel contesto generale del 2025, quindi Agrigento, capitale italiana della cultura. Non poteva non tenersi qui un momento istituzionale. Come ha detto pure lei, è un momento un po' di sobrietà e con una vena di tristezza per il lutto universale che ha colpito tutto l'intero pianeta. Siamo qui per ricordare il 25 aprile, ma anche la figura di Papa Francesco, che è stato veramente un precursore di tutto ciò che riguarda democrazia, libertà e i principi civili di serena convivenza in tutte le parti dell'emisfero. Quindi per noi oggi è una giornata molto importante e come sempre oggi noi veicoliamo questi messaggi di pace e di libertà alle giovani generazioni. In tutte le manifestazioni istituzionali e non, io ho sempre voluto la presenza dei ragazzi. Credo fortemente nella loro volontà, nella loro caparbietà, perché loro hanno tutte le potenzialità per traguardare questi obiettivi e per raggiungere questi pilastri fondamentali della nostra Costituzione. A proposito della morte del Papa, è stato istituito un libro per le condoglianze. Come sta andando, prefetto, in prefettura? Sì, proprio poc'anzi ho sfogliato le pagine del registro di cordoglio. I cittadini vengono in prefettura, pongono il loro messaggio di cordoglio, il loro pensiero affettuoso nei confronti del Sommo Pontefice. È anche questo un segnale delle istituzioni che sono presenti, ecco, e poi, come è noto, il registro verrà consegnato nelle mani del nostro Vescovo, perché è un momento di testimonianza di tutto il territorio, a questo momento assolutamente particolare. Ricordare la Resistenza, sono passati 80 anni, è un sentimento, una voglia di riscatto da ciò che è stata la guerra, l'occupazione nazifascista. La Resistenza è stato il momento, diciamo, che ha riunificato il paese, il secondo risorgimento dell'Italia, un'unità ritrovata in un'Italia che è stata divisa dal fascismo. Naturalmente il lascito è la cosa più importante di cui vogliamo sempre parlare. Il lascito è la Costituzione democratica, una Costituzione inclusiva che garantisce la libertà di tutti di fronte a un regime che aveva tolto tutte le libertà. Una Costituzione che garantisce la vita, la gioventù, la pace, perché rifiuta la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Oggi naturalmente questo momento, l'80°, è più importante degli altri per i pericoli che stiamo vivendo, per le guerre che ci sono in corso, la guerra mondiale a pezzi, come parlava il mai tanto amato Papa Bergoglio. E allora sulla costruzione della pace, sulla fine dei massacri come a quelli di Gaza, su un ruolo internazionale dell'Italia che sia promotore di pace, sul rispetto del lavoro e dei referendum, sulla partecipazione nell'invitare la gente a votare, a cominciare dai referendum, questo 25 aprile è un grande giorno. 80 anni in cui abbiamo affrontato pericoli peggiori, ma abbiamo guardato il mondo, guardando in avanti, guardando all'avvenire. Oggi c'è un momento di stanchezza e vogliamo che invece si riprenda il cammino che i partigiani ci hanno indicato durante la Resistenza. Certo, come ogni anno, a maggior ragione oggi che è l'80° della liberazione, è un'occasione per ricordare e soprattutto per mantenere vivo un impegno, perché non bisogna solo ricordare, bisogna impegnarsi attivamente affinché i valori che hanno animato la Costituzione e la Resistenza siano valori che continuiamo a salvaguardare e a rinnovare nel tempo, che se no li perdiamo, cioè i diritti non sono per sempre, quindi occorre ricordare e combattere affinché quei valori vengano salvaguardati. 80 anni dalla Resistenza. Vuol dire che è passato tanto tempo. Tra pochi minuti avrà inizio la cerimonia dell'80° anniversario ancora problemi come il problema della guerra, per esempio il problema del riarmo, come il problema della democrazia che viene messa in discussione. Per questo dicevo che i valori non sono per sempre e che quindi passano gli anni, ma non deve passare l'impegno per salvaguardarli quei valori. Rosario Manganella, presente a questa iniziativa del 25 aprile, un suo messaggio nella qualità di... Ma oggi siamo qui per ricordare l'80° anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, un tema che andava secondo me
molto più sottolineato questa mattina anche da parte di chi è intervenuto. Ritengo che questo è il motivo principale della giornata di oggi, che qualcuno ha voluto passare quasi inosservato con la morte del Papa, sfruttando, diciamo, questo evento così doloroso per tutta l'Italia, per tutto il mondo, dicendo che dobbiamo fare iniziative sobrie. La sobrietà di fronte ai morti che ci sono stati durante il 43-45 credo che non può sicuramente andare di pari passo. E allora noi siamo qui a ricordare questo momento, e nel fatto specifico non solo rappresento sempre l'associazione Marrone, ma sono qui anche in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci della provincia di Agrigento. Gaetano Aronica ha interpretato una poesia di un combattente, di un reduce, di uno che è morto di Favara durante la Resistenza. Sì, l'ho detto prima, è un uomo che non conosceva la paura. Quando l'ho incontrato, perché per me i personaggi della storia che incontro, sapete benissimo che ormai fa parte del mio lavoro, sono per me amici, persone con le quali io mi confronto nella solitudine del mio studio. E Antonio Galliano, Antonio, era un eroe senza paura, non esitò ad aiutare più volte altre persone, sapendo che questo lo avrebbe portato alla morte, una morte forse non avrebbe mai immaginato come. Non fu una morte violenta, fu una morte lenta, per cui ancora più atroce. Lui perse la cognizione di se stesso, la memoria, la sensazione di esistere, il pensiero di avere dei cari, dei figli, una moglie, perse tutto, e lo perse per la libertà, lo perse perché fu un partigiano della Resistenza e soprattutto fu un uomo d'azione. Noi spesso abbiamo a che fare conosciamo degli eroi, delle persone che hanno lavorato molto, prendi anche Calogero Marrone, negli uffici, hanno aiutato Schindler, uno per tutti. Invece Galliano era un uomo d'azione, uno che manomise, sabotò le armi dei tedeschi, che aiutò il collega francese a sopravvivere, ad alzarsi sapendo che lo avrebbero massacrato, e così fu. Lo smemorato di Messina. Ecco chi sono. Ma loro non sanno nulla di me che la memoria non vorrei perderla mai, quella memoria che mi fa così male, che è tutta la mia vita, ed è anche la vostra vita. E allora sì, mi hanno trovato lì, su una sedia, in un cinema, a Messina. Ero confuso, non ero più in me, o non ero più io in quel momento. Quanta stanchezza, portare il peso di quei ricordi, del mio viaggio per l'Italia. E poi penso che ero quasi arrivato, vicino alla mia casa di origine, e chissà perché volevo tornare, da Milano a Favara, dove era iniziata la mia vita, in quel lontano 1902, quella vita così veloce, tutta d'un fiato, dalla Sicilia a Milano, e intorno a me l'Italia che cambia, volti, parole, gesti. Non posso chiudere gli occhi, non posso tacere, non posso arrendermi. E sono andata avanti, con le mie parole, con le mie idee, anche là, in quella fabbrica di via Barrilli, a Milano, tra gli operai, là dove c'erano e ci sono ancora le mie parole di libertà. 25 aprile di Alfonso Gatto, poeta, partigiano, uomo della Resistenza. La chiusa angoscia delle notti, il pianto delle mamme annerite sulla neve accanto ai figli uccisi, l'ululato nel vento, nelle tenebre, dei lupi assediati con la propria strage, la speranza che dentro ci svegliava, oltre l'orrore, le parole udite dalla bocca fermissima dei morti. Liberate l'Italia! Curie vuole essere avvolto nella sua bandiera. Tutto quel giorno ruppe nella vita con la piena del sangue.
Nell'azzurro, il rosso palpitò come una gola. E fummo vivi, insorti, con il taglio ridente nella bocca, pieni gli occhi, piena la mano nel suo pugno. Il cuore d'improvviso ci apparve in mezzo al petto. Sono nato il 14 marzo del 1915 a Racalmuto. Correvo veloce con la mia bicicletta tra le vie del mio paese. Anche il mio pensiero correva veloce tra i libri della facoltà di giurisprudenza, pensando a quello che volevo diventare. Ma nel 1939 sono diventato un soldato. Il mio saluto a te, caro papà, l'ultimo nel maggio del 1943. Ti ho scritto, se mi mandano dove spero, sarò felice, non ti preoccupare. La corsa era cambiata e si combatteva per la libertà. Alla fine della mia vita e della mia corsa, quella libertà mi ha reso felice. Siamo